Finiamo le conclusioni. Claudio Polano, Comitato Sanitario. Allora, chiudiamo questa serata che senz'altro è stata interessante perché ha permesso a molti di noi di capire delle problematiche che probabilmente sul giornale non avreste mai ascoltato. Detto fra noi, è evidente una cosa, salta subito all'occhio. Al di là delle minacce e delle barzellette che vengono propinate giornalmente dai giornali dalla TV di Stato, la Regione non ha digerito questa riforma sanitaria. Quando noi vediamo persone che vanno dalle Prealpi al mare, i comitati presenti questa sera qua lo hanno testimoniato, hanno portato tutta una serie di criticità, soprattutto hanno sottolineato che non c'è stato ascolto da parte della base, non c'è stato ascolto e oggi vengono fuori queste criticità, io le definisco così, ma sarà di definire con un altro nome, di cui nessuno si fa carico e si va avanti. Quello che diciamo noi in Friuli, la settimana va di campagna, non sarà mica delle robe serie. Se noi però perdiamo tempo, denaro, noi siamo 20 anni a Simone che dedichiamo a questa problematica. Abbiamo denunciato da tempo quello che non andava, abbiamo denunciato da tempo che questa riforma, io la definisco, e molti come me la definiscono tale, una controriforma sanitaria, perché una riforma significa andare verso il meglio, modificare qualcosa per migliorare le cose, non per peggiorarle. Abbiamo visto in questi giorni qua il massimo, il surreale, cose mai viste dalle parti, i pompieri che portano in giro i pazienti. Da qualche parte è una necessità, mi diceva prima l'amico Vidal in Laguna, ma qui non sarà mai visto. Qui ci sono numeri del pronto soccorso, 13.400 accessi l'anno scorso, che sono una testimonianza inequivocabile della necessità di mantenere il pronto soccorso in zona. Perché serve? Perché del pronto soccorso domani ce ne potremo servire tutti quanti, per noi, per i nostri parenti, per i nostri amici. Quindi togliere una struttura fondamentale al territorio è una cosa indegna, indecorosa. Noi dobbiamo continuare a lottare perché questo non avvenga. È chiaro che la regione Matrigna che ha deciso partiticamente e politicamente di penalizzare il nostro territorio non dovrà passare. Se finora non è stata ancora effettuata nessuna manovra di tagli pesanti, poi ne abbiamo parlato con il direttore generale la settimana scorsa, 3 giorni fa, di quei taglietti negli ambulatori che poi dopo sono stati ripristinati. Ecco, sembra che ci sia un po' di confusione sotto il cielo, no, in questo territorio. Però noi continueremo a essere qua presenti per i prossimi 20 anni a lottare contro questi tentativi di depotenziamento del territorio. E voi dovrete restare al nostro fianco perché i generali senza esercito non vanno da nessuna parte. Quindi io credo che venga messa Colonia è il segnale della riforma sanitaria, guardatelo bene. 15 ospedali a sud di Udine, 15, a nord di Udine uno solo, per mezzo. Se questa è una riforma, per le 2 signore che stasera dovevano sedersi qui davanti, anziché una andare a farsi i belletti alla 7 e l'altra non sappiamo dove sia, devono vergognarsi di non venire sul territorio a sentire quello che il territorio vuole proporre, vuole dire. Perché noi qui non veniamo a perdere tempo a fare chiacchiere, a fare politica, a fare partitica. Noi qui veniamo a denunciare problemi che sono seri e la salute non ha colore, come qualcuno ha già detto prima, non ha colore di partito. In ospedale prima o poi saliamo tutti e quindi come noi paghiamo le tasse in un certo modo, come le pagano Trieste, come le pagano Udine, anche noi dobbiamo avere gli stessi servizi, perlomeno quelli minimi. E il pronto soccorso è una cosa che è indispensabile. Non si è parlato del taglio del reparto di medicina. Noi continuiamo a dire che la riconversione dell'ospedale di Gemona con i 3 servizi di riabilitazione cardiologica, traumatologica e neurologica sarà un qualcosa di buono, di eccezionale, quasi come viene espresso. Cari signori, a noi il reparto di medicina viene chiuso e
operazioni. Non è partito nulla in un anno di questo progetto megagalattico che si viene propinato anche stasera. Nulla! Abbiamo chiesto al direttore generale alcuni giorni fa nella riunione quanti servizi sul territorio sono stati implementati. Nessuno! L'abbiamo visto sul giornale e non siamo stati sentiti. Queste sono le cose reali, concrete e serie su cui discutere. È evidente che poi ognuno di noi quando dovrà fare un intervento andrà dove gli sembrerà più opportuno. Che ne so, c'ho un ginocchio, vado a monastiere, c'ho la spalla, vado col mezzo. Mi va bene, ma quella non ripresenta solo un profilo chirurgico. L'emergenza non si sceglie, perché quando ti viene male in 40 anni, qualcuno deve prendere in 40 anni. Quando noi diciamo che i tempi delle ambulanze sono sforati rispetto anche alla legge nazionale, e qui è proprio il comico, come fa una legge regionale ad andare contro una legge nazionale? Di solito dove vengono le cassa, quando la regione nostra fa qualche legge che non gli compete. In questo caso no, guarda caso. Allora, siamo abitanti di serie B, siamo abitanti di serie C, la realtà è questa. Le periferie, e la chiudo qua, le periferie sono destinate a morire. Moriremo uno alla volta, perché ormai la strategia è duplice. Da una parte mantenere gli ospedali aperti, Udine, Trieste e Pordenone, e dall'altra chiudere le strutture periferiche, allungare i tempi di attesa delle prestazioni, allungare in ogni caso i tempi di intervento, perché poi cadremo nelle mani della sanità privata. Questa è la realtà, questa è la realtà che tutti quanti devono capire. Grazie mille per la vostra pazienza, grazie e speriamo di aver